bentrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti dunque dei prossimi giorni. Domenica 29 settembre alle 20:30 all'Auditorium Toniolo di Conegliano ci sarà lo spettacolo dal titolo Atassia al tappeto. Mettiamo KO la malattia a suon di risate con i Pampers, il famoso duo comico direttamente da Colorado Caffè. Lo scopo dell'evento, promosso e organizzato dall'associazione Ogni Giorno per Emma, è quello di raccogliere fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica sull'atassia di Frederick. Non mancate! I Papu presentano il nuovo spettacolo comico A che punto è la rotta, che si terrà nel centro storico di Porcia sabato 28 settembre alle 20:45. Lo show parla di una società, la nostra, abituata a prendersi un po' troppo sul serio. L'ambizione è quella di mostrarci la realtà in modo ironico per farci vivere, almeno per una sera, un pochino più sereni. Appuntamento dunque con i Papu all'insegna del divertimento. Conoscere il vino per gustarlo meglio. Una giornata con Gaspare Buscemi che vi guida al piacere del vino e alla sua conoscenza in modo semplice e competente. Venerdì 27 settembre 2 incontri imperdibili per tutti gli appassionati del vino vero. Alle 17:30 alla libreria Mondadori in piazzale Duca d'Aosta a Treviso e poi alle 20 sempre a Treviso presso il ristorante Terrazza San Tommaso in Borgo Mazzini una cena con degustazione. Nel 1997 si verificò un forte terremoto in Umbria e nelle Marche. Alle 2:30 e alle 11:42 due forti scosse con epicentro a Foligno colpirono diverse zone di queste due regioni. 11 le vittime, un centinaio di feriti, mentre gli edifici danneggiati risultarono circa 80.000, tra cui molti importanti luoghi d'arte. Drammatico il crollo della volta di Giotto nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Le avventure più gradevoli possono capitare quando meno ci si pensa. Italo Svevo. Salzano, in provincia di Venezia, fa parte del comprensorio dei 7 comuni del Miranese. Il territorio era già abitato in epoca romana, come testimoniano i reperti. Pensate poi che tra il 1867 e il 1875 l'arciprete di Salzano fu proprio Monsignor Giuseppe Sarto, divenuto poi il futuro Papa Pio X, e la piazza centrale infatti è proprio intitolata a lui. Dal Notes è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci.